Buonasera a tutti. Ecco, buonasera a tutti. Non posso neanche dire prendete posto perché purtroppo, per fortuna per noi, molti di voi sono in piedi, siamo riusciti a riempire tutta la sala. Devo dire che nel nostro piccolo era uno dei nostri obiettivi. Però scherzi a parte, questa è un'occasione importante, è una festa, è bello vedervi tutti qui e ovviamente parlo a nome del Comitato per Laura Puppato, Presidente del Veneto. Questo comitato è un comitato che è nato appena 2 settimane fa, alla vigilia di Natale. Ci siamo ritrovati qui una sera, eravamo una decina di persone e nel giro di pochi giorni siamo diventati centinaia e forse anche migliaia in tutto il Veneto. Comitato per Laura Puppato, Presidente del Veneto, perché Laura è una di noi e non da oggi, ma da settimane, da mesi. Le persone che lavorano con lei vogliono solo una cosa, che lei sia la nostra candidata alla presidenza della Regione Veneto nelle prossime elezioni regionali. Abbiamo fatto quasi tutto in economia. Ricordo che ci siamo trovati anche il giorno di Natale qui in una riunione, qui alla sede del Partito Democratico di Montebelluna, proprio per lanciare una sottoscrizione online, le adesioni attraverso un gruppo di Facebook, creare un blog e soprattutto poi chiedere a 2 intellettuali veneti molto importanti, Marco Paolini e Andrea Zanzotto, di sottoscrivere un appello per Laura. Ecco, io direi che questo appello vale la pena risentirlo un'altra volta, lo avrete letto perché è su tutti i giornali, è sui blog, però forse vale la pena ripeterlo perché ogni parola dei 2 nostri maestri, Marco Paolini e Andrea Zanzotto, pesa e deve pesare anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, io direi anche nei prossimi anni. Quando pensiamo al Veneto dei prossimi anni, pensiamo al volto di Laura Puppato, perché capace, perché libera. Una persona espressione del territorio che si misura quotidianamente con i problemi dei cittadini e che ha già dimostrato di fare buona amministrazione e buona politica. Il suo risultato alle recenti elezioni europee, quasi 60.000 preferenze, è stato costruito giorno dopo giorno, con la gente e tra la gente, in mezzo ad una società economicamente dinamica e culturalmente viva. Laura Puppato parla al futuro di questa regione, risponde alle sue paure e ai suoi bisogni perché interpreta le sue speranze. È una donna in grado di affrontare e di vincere le sfide del lavoro e dell'occupazione, dell'innovazione e dell'ambiente, della sanità e della cultura, per un Veneto che guarda all'Europa e non ad orizzonte da cortile, per un Veneto solidale e non egoista, per un Veneto di cittadini e non di servi, per un Veneto del pensare oltre che del fare, per un Veneto che propone un nuovo patto di cittadinanza e che rilancia un senso di appartenenza civica. Questo Veneto può esistere solo se avrà il volto, la voce e la forza di Laura Puppato. Marco Paolini e Andrea Zanzotto. Ecco, noi in questi giorni abbiamo cercato di dare voce alla cosiddetta base, alla base dei partiti del centro-sinistra innanzitutto, del Partito Democratico e di tutti gli altri partiti del centro-sinistra. Abbiamo lanciato l'idea del comitato e di molti comitati locali, ne abbiamo quasi 130 al momento, di comitati locali non solo della provincia di Treviso, ma anche di altre province del Veneto. Abbiamo avuto adesioni di amministratori locali, di sindaci, di consiglieri provinciali e anche di qualche consigliere regionale. Abbiamo avuto l'adesione delle persone del territorio e soprattutto delle persone della base. Molti iscritti ai partiti, ma molti anche comuni cittadini. E in particolare questo incontro l'abbiamo fatto con il Partito Democratico, perché molti iscritti al Partito Democratico nelle settimane scorse ci hanno chiesto: e Laura, che cosa facciamo?
con la Laura? Come la spendiamo, Laura Puppato? L'idea del comitato è nata proprio per questo, perché volevamo dare voce alle persone che in qualche modo si erano spese in questi mesi, in queste settimane, nel suo nome. Sappiamo che al momento ci sono in corso delle trattative molto difficili, molto complicate, per allargare un'alternativa a questo centrodestra, a questo governo che si prefigura, quello della Lega, però noi vogliamo in qualche modo contribuire e contribuiamo con il nome di Laura Puppato. Non abbiamo altre cose da portare in dote se non la sua figura, il nostro entusiasmo, la nostra forza, perché come centrosinistra è il momento di dire basta. Abbiamo aspettato anni, abbiamo provato tante soluzioni, basti pensare all'ultima soluzione, quella di 5 anni fa, non siamo mai stati in grado di produrre una opposizione efficace, ma soprattutto non siamo mai stati in grado di produrre un'alternativa. Laura Puppato serve proprio per questo, cioè per costruire un'alternativa a questo governo leghista che si prefigura, per pensare che un Veneto diverso è possibile oggi partendo da Montebelluna, partendo dai territori, partendo da un sindaco che ha fatto buona amministrazione e che conosce il territorio. La Lega, vedete, è difficile da battere, l'impresa è quasi impossibile, penso che i numeri parlino da soli, però noi non dobbiamo partire battuti in partenza, non dobbiamo creare facili illusioni, però non dobbiamo nemmeno pensare di non avere un progetto, perché la Lega si batte solamente attraverso un progetto in cui tutti stanno dentro, in cui tutti remano dalla stessa parte, tutti i partiti del centro-sinistra, ma anche i partiti che adesso non fanno parte del centro-sinistra, perché questa non è una candidatura di bandiera, non è la candidatura di un solo partito, è la candidatura di un Veneto che non vuole assolutamente essere governato dalla Lega per i prossimi 10 o 15 anni, perché questo è il futuro che abbiamo probabilmente di fronte. E allora si può anche perdere, si può anche essere battuti, ma se si viene battuti con un progetto, se si viene battuti con una persona che poi rimane 5 anni a costruire il centro-sinistra, la prossima volta vedrete che sarà molto più difficile per il centrodestra vincere queste elezioni. Non partiamo ovviamente battuti in partenza, però dobbiamo partire con un progetto. Abbiamo dilapidato mesi, anni, probabilmente nel 2015 a gennaio saremo ancora qui alla ricerca di un candidato. Oggi noi il candidato ce lo abbiamo, lo offriamo al centro-sinistra, perché è un candidato del centro-sinistra, innanzitutto del Partito Democratico, però è un candidato che parla al Veneto profondo, al Veneto più difficile, al Veneto che tutti noi in qualche modo conosciamo. I comitati vogliono proprio dire questo. I comitati e il comitato di Montebelluna non è un nuovo partito del centrosinistra, è un modo per allargare il consenso a tutti i partiti del centrosinistra. È un modo per attirare persone che altrimenti guardano dall'altra parte, perché se da questa parte non vedono un progetto credibile, spendibile nel lungo periodo, spendibile per il futuro, sicuramente guarderanno dall'altra parte. Ecco che quindi questi comitati e questo comitato non si ferma oggi, andrà avanti anche nei prossimi giorni e speriamo di andare avanti anche nei prossimi mesi, perché poi questi comitati, nella nostra intenzione, dovrebbero diventare dei comitati elettorali per Laura Puppato, Presidente del Veneto. Ho terminato perché oggi, oltre all'intervento di Laura, ci sono anche tanti altri interventi, già tante persone che si sono iscritte a parlare, poi farò una brevissima conclusione alla fine, però vorrei dare subito la parola a voi, soprattutto alle persone che sono venute da più lontano, anche da Verona, da Rovigo, da Padova, e che hanno fatto questo perché ci credono e anche noi crediamo in tutto questo. Grazie.